La solennità del Natale prende luce dal mistero pasquale del Signore Gesù, morto e risorto per salvare l'umanità. Celebriamo Lui, il risorto, facendo tuttavia memoria della sua nascita nella carne. Cristo viene a salvare il suo popolo. È questa l'opera che il risorto, oggi contemplato bambino a Betlemme, continua lungo la storia. È l'opera che in modo sommo Egli compie in ogni Eucaristia. Ci disponiamo allora all'incontro con Lui, il Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo per noi, e iniziamo la celebrazione della Santa Messa con il canto d'ingresso Venite fedeli, che possiamo trovare al numero 198 del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliandoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosce e comprendi la nostra debolezza. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra, con la
la cetra e il suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». È parola di Dio. Un giorno santo è spuntato per noi, venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa breve frase che abbiamo appena sentito nella lettura del prologo del quarto evangelista contiene il mistero paradossale e umanamente non immaginabile del Natale, quello che noi chiamiamo il mistero dell'incarnazione. In quel bambino avvolto in fasce ed è posto in una mangiatoia, la fede ci dice di vedere, di riconoscere il Figlio eterno di Dio, fattosi carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi per condividere la nostra vita umana mortale e per aprirla e renderla partecipe della vita stessa di Dio, nulla di meno. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Così ripetevano i grandi padri della Chiesa nei primi secoli e così ricorda un bel canto natalizio che eseguiamo ancora oggi nelle nostre liturgie. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Le parole delle letture che abbiamo ascoltato in questa Santa Messa, che è la Messa del giorno, perché c'è quella della vigilia, c'è quella della notte, c'è quella dell'aurora e c'è quella del giorno, con le letture che abbiamo appena ascoltato. Ebbene, queste letture, se avete fatto caso, sembrano quasi ignorare il modo concreto con cui il Verbo eterno di Dio si è fatto carne, nascendo cioè come ogni altro bambino dal grembo di una donna, più ancora nascendo come il più povero dei poveri. Lo deposero in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. In modo, potremmo dire,
in modo tale che nessuno avrebbe potuto mai più dire di essere lontano o estraneo a questa sua venuta nel mondo. Sono state le letture della notte, sono state le letture dell'aurora a ricordarcelo, questo modo così povero, così accessibile di venire al mondo. E il mistero dell'incarnazione contiene questi due aspetti. È veramente il Figlio eterno di Dio, luce da luce, Dio da Dio, che si è fatto carne. Veramente il Figlio eterno di Dio, ma il Figlio eterno di Dio si è fatto carne nascendo come abbiamo contemplato e come contempliamo ogni volta che guardiamo un presepio, povero tra i più poveri. E mi è venuta in mente proprio perché esprime bene questa duplice realtà. Mi è venuta in mente una bellissima frase contenuta in quell'antico inno che la liturgia delle ore ci fa recitare ogni domenica e ogni solennità, quindi anche quest'oggi, e che canteremo l'ultimo giorno dell'anno, il Te Deum, antico e solenne canto di lode e di ringraziamento. Una frase che descrive il mistero dell'incarnazione evidenziando il contrasto tra la realtà divina di colui che si è fatto carne e il modo scelto per attuare concretamente questa incarnazione. È un latino molto facile, lo capiscono anche i bambini. Tu rex gloriae Christe, tu sei il re della gloria, o Cristo, pensiamo, il re della gloria. Tu patris sempiternus es filius, tu sei il figlio sempiterno di Dio, coeterno con il Padre. Tu ad liberandum suscepturus hominem, tu preparandoti a liberare l'uomo, ed ecco la frase che non orruisti virginis uterum, è un linguaggio crudo, non hai avuto orrore, non hai disdegnato l'utero della Vergine. Tu nascesti dalla Vergine Maria, dice più delicatamente e pudicamente la traduzione italiana, ma il testo, la versione originale, che tanti grandi autori hanno musicato con bellissime composizioni, dice proprio utero. Non hai avuto orrore, non hai disegnato l'utero della Vergine, quel sacco, quel contenitore, perché utero vuol dire sacco, in cui tutti siamo passati per nascere. Non hai detto no, non voglio saperne. È interessante, è bello. Ma potremmo allargare questo discorso e dire: tu non hai avuto orrore di quell'umanità povera, peccatrice, spesso disperata, che è la nostra umanità. Non ne hai avuto orrore. Non hai disegnato la nostra povertà morale e spirituale e ti sei fatto carne, sei venuto ad abitare in mezzo a noi. È proprio questo il mistero di amore che contempliamo a Natale e che, se è compreso correttamente nella sua realtà, nel suo realismo, può davvero toccare il nostro cuore. Può davvero aprirlo all'amore riconoscente e fiducioso verso colui che per nostro amore non ha avuto paura di venire ad abitare in mezzo a noi. Emanuele, così domenica scorsa la liturgia definiva il Verbo fatto carne, Dio con noi. Certo sarà chiamato a Gesù, che vuol dire Dio salva, ma Dio salva perché è Dio con noi, perché è l'Emanuele, per sempre con noi. Ricordate le ultime parole del Vangelo di Matteo: io sarò con voi per sempre, fino alla fine del mondo. Ringraziamo il Signore per questo dono. Sentiamoci anzitutto spinti a contemplare con stupore, meraviglia e riconoscenza questo grande dono e a renderne grazie
Il Natale è anzitutto una festa di contemplazione, di stupore, di meraviglia autentici, quella che noi proviamo se sostiamo con calma e rispetto davanti a ogni presepio, contemplazione. Certo, da questa contemplazione e da questa riconoscenza potrà nascere anche una risposta da parte nostra, e non potrà essere che una risposta di fiducia, di speranza, di amore riconoscente, di amore verso di Lui, il Verbo fatto carne. Tu non orruisti, Virginis uterum, non hai avuto paura di noi e delle nostre povertà e miserie, delle nostre magagne, ma di amore anche verso il prossimo, verso coloro cioè che sono anch'essi oggetto dell'amore del Signore. Se noi pensassimo a questo, Signore, tu mi vuoi bene, ma vuoi bene anche a questa mia vicina di casa, vuoi bene anche a questo mio compagno di lavoro, che magari non sono tanto simpatici, a questo mio compagno di scuola, vuoi bene a loro come vuoi bene a me. Se fossimo consapevoli di questo, ci apriremo con maggior amore anche verso le altre persone. Non aver paura di abitare in mezzo a loro, ci dice il Signore. Io non ho avuto paura, anche tu abita in mezzo a tutte le persone che trovi. Non aver paura di attraversare città e villaggi, come ci suggerisce il cammino sinodale di quest'anno, perché così potrai corrispondere all'amore del nostro Dio, testimoniandolo e diffondendolo. Festa di contemplazione, ma capiamo subito anche festa di coinvolgimento in quell'amore che ha spinto il Verbo di Dio ad abitare in mezzo a noi. Chiediamo davvero al Signore che ci faccia vivere questi due atteggiamenti, lo stupore, la meraviglia riconoscente verso il dono, ma anche il coinvolgimento in questo dono, perché noi possiamo esserne davvero contagiati positivamente, perché questo renderà bella la nostra vita, ma renderà migliore anche la vita del mondo. Ci alziamo in piedi. Rinnoveremo fra poco la nostra professione di fede. Durante le parole del credo che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci metteremo in ginocchio per qualche istante. Partecipiamo al canto alternato al coro del Libro dei Canti. Credo in unum Deum. Etiulum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno santo nel quale esultiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre e luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla fede. Diciamo insieme: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia fedele alla missione di annunciare con gioia a ogni creatura che tu, Verbo fatto carne, sei il volto misericordioso del Dio invisibile, noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per le famiglie, perché il cordiale ritrovarsi di questi giorni rinsaldi i legami tra le generazioni e in te, che sei la pace, vengano superate incompressioni e sofferenze. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti. Ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per i disoccupati, i detenuti, i profughi, perché nessuno si senta solo e abbandonato, ma tutti siano raggiunti dal tuo amore. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per noi qui riuniti nel tuo nome, perché dallo scambio gratuito dei doni nasca la volontà di una rinnovata attenzione alle necessità dei poveri. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Signore Gesù, Verbo del Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla tua pienezza donaci grazia e verità
perché le nostre azioni siano feconde di bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Sui banchi la busta, un posto al tuo pranzo di Natale, un invito al sostegno e alla solidarietà con le missioni, i nostri missionari in particolare. Potete sedere. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
bravi i nostri bambini che ci hanno cantato un tradizionale canto natalizio. Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come suoi figli, come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Carissimo nostro Vescovo Corrado, gli auguri di cuore da parte di tutti noi i presenti e tutta la nostra comunità, che la luce, la grazia del Cristo, del Verbo incarnato, riempia e inondi il suo cuore, il cuore del pastore e attraverso di lei della Chiesa che guida in questo cammino insieme attraverso villaggi e città. E auguri inoltre per il suo compleanno l'altro giorno, ancora tanta salute e anni pieni di benedizione per lei e dunque anche per noi. Il Signore la custodisca in salute e in pace. Auguri, buona festa e inviamo a lei 3 pastorelli che vengono a salutarla mentre accompagniamo con il nostro saluto augurale e l'applauso. Ringrazio Don Graziano e gli domando scusa perché questa notte gli ho fatto prendere quasi un colpo, perché è capitato che c'era la messa alle 24 e io alle 9 avevo finito di mangiucchiare qualcosa, ho detto aspetta che mi metto in una poltrona e aspetto, metto una sveglia, se non che invece di metterla alle 22:50, quello per dovevo andare anche dagli ucraini a fare gli auguri di Pasqua, di Natale, l'ho messa alle 10:50 del giorno, quindi non ha suonato. Per cui a un certo punto sento bussare, toc toc toc, mamma mia, ho detto qua, ed era Don Graziano che aveva fatto venire da Cordignano la direttrice. Era preoccupato che avesse preso un colpo come era immaginabile, e devo ringraziare anche Don Mirko che mi ha supplito e celebrato la messa di mezzanotte e quindi ho poi ho fatto non merita proprio un applauso, ma cosa volete, sono cose che capitano. Visto che il Signore non ha avuto orrore del grembo dell'utero di una vergine, dobbiamo avere orrore anche dei nostri sonni e delle nostre debolezze. Vabbè, scusate, chiudiamo la parentesi simpatica che ecco, vi ho raccontato. Chiediamo che davvero il Signore vi accompagni, vi illumini, specialmente come ha ricordato il Papa ieri sera, i piccoli sono i bambini, che sono gli anziani, i deboli, e attraverso di noi possa portare loro, visto che anche noi siamo raggiunti dalla luce e dall'amore del Natale, possiamo portare loro un raggio della luce e della misericordia e della bontà di Dio. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Padre Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo,
allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.